È riuscito a registrare il tutto esaurito al Teatro Comunale Fusco con una lezione di fisica. L'impresa impossibile è riuscita a Vincenzo Schettini, il prof della fisica che ci piace, che nonostante una minaccia di interrogare tutti ha fatto riempire le poltrone rosse di ragazzi di tutte le età. Io sto scoprendo attraverso questo bellissimo progetto che non solo gli studenti si appassionano alla cultura quando comprendono meglio una materia, possono studiare di più, la soddisfazione di prendere un voto migliore, l'ho sempre detto, non è il voto che conta, però è una bella soddisfazione quando arriva il voto bello. Scopro anche che la cultura piace anche a chi apparentemente ha smesso di studiare, perché mi scrivono voglio ricominciare, cioè mi fai venire voglia di ricominciare, questo è molto molto importante, piace ai bambini, ci sono tanti bambini che mi seguono e questa è una cosa che mi riempie di gioia. E quando nessuno pensava che si potesse parlare di fisica attraverso i social network, è nato un divulgatore scientifico. Essendo io musicista, ero e sono abituato al palco, quindi all'impatto con il pubblico. E io immediatamente ho capito che i social ti davano la possibilità di avere un pubblico davanti, un po' come la televisione. Avere un pubblico davanti. Ho scoperto a scuola lo stesso feeling, ma quel pubblico si chiamava classe. Quando poi sono venuti fuori i social ho detto no, e questa è una cosa fighissima. Cioè io posso pubblicare qualcosa e la possono vedere tutti, anche le mamme, le zie, le nonne, i nonni, i papà, chiunque, e quindi di lì the rest is history, direbbero gli americani, gli inglesi, no? Tutto quello che è successo dopo è stato impegno, studio, intuizione, sacrificio da parte mia e boom. Il segreto del suo successo è sicuramente l'allegria e il rendere semplice qualcosa che semplice non è. La fisica è chiaro che se tu vuoi tradurre un fenomeno attraverso un esperimento lo puoi fare e secondo me da docenti abbiamo il dovere di farlo. Cioè un professore di fisica che entra in una classe che non ha laboratorio come materia non deve usarla come scusa questa cosa. Ti porti il limone da casa, ti porti l'acqua da casa e fai l'esperimento. Detto questo, però, poi il linguaggio della fisica, la complessità è un altro discorso. Quindi lì devi essere bravo tu. Una volta che hai ammaliato i ragazzi, non li hai incuriositi, li devi portare ad un linguaggio più complesso. E lì c'è chiaramente la matematica, ci sono le formule, ci sono le grandezze, le unità di misura, i problemi da risolvere. Lì si lavora insieme, step by step, ma non è banale, non è così semplice. Fantastico, saluto Lovino agli ascoltatori di Radio Cittadella. Mua, mua, mua. Non so se è venuto questo rumore, faccio di nuovo. Ok.